Parliamo adesso della eredità degli arabi siciliani, cioè cosa gli arabi giunti in Sicilia e diventati anch'essi siciliani per molti decenni, vedremo addirittura arriviamo a quasi 4 secoli, e cosa ci hanno lasciato come retaggio che è visibile nella dieta con la quale ci nutriamo. Intanto facciamo un po' di storia. Quando giunsero gli arabi? Giunsero nell'827 d.C. Partirono da Susa, che è l'attuale Sus, in Tunisia, un porto di pirati. Partirono con una flotta che trasportò in Sicilia 10.000 uomini che sbarcarono a Mazara. La conquista della Sicilia fu estremamente travagliata. Gli arabi lottarono ferocemente con i bizantini per oltre un secolo, fino ad arrivare alla completa conquista dell'isola. E ovviamente, come in tutte le guerre, anche in questa si raccontano episodi di atroce crudeltà. Nell'830 cadde Palermo, che diventò la capitale degli arabi in Sicilia, e poi nell'878 ci fu la conquista di Siracusa e nel 900 quella di Catania. Catania era importante perché era diventata nei 3 secoli di dominio bizantino della Sicilia il principale emporio commerciale del bizantino nel Mediterraneo. Quindi era da un punto di vista economico un centro vitale per i bizantini della nostra isola. Alla fine si completò la conquista dell'isola con la caduta della fortezza di Rometta vicino Messina nel 965. Quindi pensate, dall'827 al 965, quasi un secolo e mezzo di guerre continue. Fu anche una prova terribile anche per le popolazioni siciliane, che subirono in un lungo periodo saccheggi, uccisioni, un periodo di grande difficoltà. Fortunatamente il governo arabo della Sicilia si dimostrò molto saggio e lungimirante. Dopo la prima fase cruenta della conquista, gli spietati invasori si trasformarono in saggi e lungimiranti governanti. La prima cosa che fecero gli arabi fu quello di non trasformarsi in persecutori dei cristiani e anche degli ebrei, che erano numerosi in Sicilia. Per loro questi cristiani e questi ebrei erano infedeli, ma gli permisero di praticare il loro culto liberamente, purché fossero disposti a pagare una tassa, la cosiddetta jizya. Quindi questo aiutò molto il dialogo tra i dominatori e i dominati. I dominati non dovevano necessariamente convertirsi, molti lo fecero anche per convenienza, diventarono musulmani, perché tra l'altro non pagavano nessuna tassa a causa della loro differenza di pratiche religiose. Ma molti restarono cristiani, anzi, e soprattutto nella Sicilia orientale, i casi di conversione furono pochissimi. Nella Sicilia occidentale invece furono molti di più. L'azione di governo degli arabi fu veramente provvidenziale, in una economia agricola siciliana che era fortemente depressa, e soprattutto dal dominio durato un periodo lunghissimo di circa 1000 anni, prima romano e poi bizantino. Ci fu un breve intermezzo. I Vandali nel 440 conquistarono la Sicilia e la tolsero ai Romani ancora prima della caduta dell'impero romano d'Occidente,
ma poi nel 476 i Vandali furono sloggiati dagli Ostrogoti, che governarono l'isola fino al 555, quando poi i bizantini ebbero il sopravvento e i bizantini rimasero dal 555 fino alla conquista araba. Quindi, tranne questo periodo di poco più di un secolo, dal 440 al 476, di un secolo, di poche decine di anni, dal 440 al 400, scusate, non un secolo, più di un secolo, dal 440 al 455, un secolo e 10 anni, E in questo periodo fu un periodo molto travagliato, soprattutto i 30 anni dei Vandali furono terribili, perché distrussero tantissimo di ciò che i Romani avevano fatto nella nostra isola, e gli Ostrogoti passarono quasi inosservati nel loro periodo di dominio per quanto riguarda le trasformazioni economiche della nostra isola, mentre quando arrivarono gli arabi le cose cambiarono notevolmente. Se parliamo di questi 1000 anni di dominazione romano-bizantina, questa era basata su due cose fondamentali. Il grano, quasi una monocoltura, a cui era stato devoluto tutto il terreno coltivabile della regione. La monocoltura del grano, che serviva prima a Roma e poi a Bisanzio, e il latifondo. Chi lavorava in questi grandi proprietà che erano in mano all'elite bizantina e prima ancora ai senatori romani? Lavoravano prima gli schiavi, il cui rifornimento era assicurato dalle continue guerre di espansione dell'impero romano. Poi dopo, nel periodo bizantino, ci fu una carenza di schiavi e si dovettero sfruttare fino in fondo i contadini poveri, ridotti in uno stato di semilibertà. Tutto ciò a favore dei grandi proprietari terrieri di questi latifondi. La monocoltura del grano aveva impoverito i terreni e ridotto la biodiversità del panorama vegetale della produzione agricola siciliana, che invece aveva avuto un notevole impulso dalla colonizzazione greca, e il latifondo aveva favorito il ceto senatorio romano e l'elite bizantina, ma aveva creato una grande massa di poveri impossidenti che tentarono vagamente di reagire con le rivolte degli schiavi nel 35 e nel 135 durante il dominio romano. Pensate che durante una di queste rivolte un esercito di 200.000 schiavi si ribellò e riuscì anche a impadronirsi della città di Catania. Poi nel giro di pochi anni furono quasi tutti uccisi dall'esercito romano. Un'altra forma di reazione era il brigantaggio. I poveri disperati si trasformavano in banditi, e ciò rendeva insicure le campagne e le vie di comunicazione, e certo non favoriva l'economia, anche questo, ma era il risultato dello sfruttamento disumano della manodopera locale e degli schiavi. E poi il latifondo era una politica fondiaria fallimentare, come è sempre stato anche il latifondo siciliano dell'800 e del 900 fino alla riforma agraria del 1950, e la politica del latifondo era una politica fallimentare, non riesce a mettere a frutto tutto il terreno coltivabile, generalmente si limita a non più del 20% dei soli agricoli, ma questo non era poi un gran danno, perché comunque il derivato di tutta la ricchezza formata da queste coltivazioni andava in poche mani ed era più che sufficiente per i ricchi. E tutto questo sistema
agricolo su queste basi aveva portato a una grave depressione economica e una forte crisi demografica. Questa era l'isola che nell'827 videro gli arabi. E cosa fecero gli arabi? Gli arabi fecero due cose immediate. La prima cosa fu il frazionamento del latifondo. Avevano anche un interesse a farlo perché favorivano la proprietà agricola che veniva assegnata prima di tutto ai vincitori, ovviamente. Ma non tutta la piccola proprietà agricola fu in mano ai vincitori, cioè agli arabi e ai berberi, perché molte di queste proprietà furono assegnate ai contadini indigeni, anche perché si cercava da parte degli arabi di ottenerne il consenso, no? Dal prospetto politico, e quindi una parte di queste proprietà agricole furono date anche ai contadini autoctoni. Questo fu il primo provvedimento. Il secondo provvedimento fu molto popolare e fu l'abolizione dell'imposta sugli animali da tiro. L'energia a quei tempi, in mancanza degli schiavi e in mancanza delle macchine moderne, l'energia era assicurata dagli animali da tiro, per la natura, per tutti i trasporti delle derrate agricole, tutto dipendeva appunto dagli animali da tiro. E quindi l'abolizione di questa imposta odiosa sugli animali da tiro fu accettata con entusiasmo e ravvivò la produzione agricola, diede ulteriore impulso al rilancio della produzione agricola. A questo punto cosa bisognava fare? Bisognava potenziare però, se non si voleva dipendere solo dal grano, l'arboricoltura e l'orticoltura. E per fare questo ci volevano due cose. Intanto le nuove piante da coltivare. La monocultura del grano aveva depresso la biodiversità e non c'era molto da coltivare al di fuori del grano. Invece gli arabi conoscevano molte piante che potevano essere utili nel nuovo ambiente agricolo siciliano e le fornirono. E poi l'acqua. E senza l'acqua non si può avere orticoltura, ma in parte anche arboricoltura. Non tutte le coltivazioni arboree sono a coltivazioni che non hanno bisogno di acqua. Alcune sono irrigue, alcune semi-irrigue, ma hanno bisogno di acqua. E quindi questi due punti furono al centro dell'iniziativa agricola degli arabi. E prima di tutto l'acqua. La regione Sicilia non era ricchissima d'acqua, ma non era neanche una regione araba come quella a cui gli arabi erano abituati, cioè regioni aride. La Siria non era così arida. L'acqua c'era, ma bisognava saperla cercare. E bisognava sapere come sfruttarla, con quali tecniche, trovarla, tirarla fuori dal profondo del suolo e utilizzarla nel modo migliore. Questo è quello che gli arabi insegnarono ai contadini siciliani. Questo patrimonio di conoscenze del campo irriguo si tramandò per secoli fino ai nostri giorni. E questa è la cosa che adesso vedremo, come riuscirono a estrarre dal suolo l'acqua attraverso il canale, che gli arabi avevano visto in Persia, per una loro conquista, e copiarono in Sicilia, riuscendo a risolvere un problema secolare che era quello di una ricca distribuzione di acqua che esisteva nel sottosuolo.